uno squarcio di 10 metri sulla sommità della succursale dell'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano. È questo quello che hanno scoperto personale e studenti poco dopo l'inizio delle lezioni questa mattina. Gli studenti sono stati fatti evacuare e rimandati a casa in via precauzionale e sono subito partite le verifiche. Il cedimento non ha interessato le aule e non sarebbe di carattere strutturale. A cedere è stata una falda di riporto nel tetto. I materiali sono crollati nel sottotetto senza causare ulteriori danni. Sul posto carabinieri, polizia locale, i tecnici provinciali, il sindaco di Abano Barbierato e il presidente della provincia Fabio Bui, che ha affermato: il crollo non ha interessato minimamente le aule, ma solo una parte del sottotetto. Sono in corso approfondite analisi da parte del personale tecnico della provincia e già nella giornata di domani si inizieranno i lavori non solo sulla parte crollata, ma su tutto il tetto per scongiurare altri possibili cedimenti. Fin dal primo giorno del mio mandato ho assunto l'impegno che le risorse per adeguare le nostre scuole siano sostanzialmente potenziate e l'episodio di Abano mi rende ancora più convinto che questa sia la priorità assoluta. Oggi più che mai è il caso di alzare l'attenzione sulla sicurezza dei nostri istituti e mi auguro che il governo faccia la sua parte concedendo i necessari finanziamenti per un grande piano della sicurezza delle scuole, troppo spesso annunciato, ma rimasto per lo più un solo annuncio, perché non sostenuto da fondi concreti. Non essendoci problemi per l'incolumità degli studenti, domani le lezioni riprenderanno normalmente. Sfiscia Channel News, Abano Terme.